papà e la figlia marocchina rientrano da una partita di calcio mandando all'ospedale il genitore e un vicino di casa anch'esso straniero, denunciati 4 ultras del Treviso Calcio, fra questi una donna. Indagini serrate della questura sugli incendi dolosi accaduti negli ultimi 20 giorni in città, potrebbero essere addirittura 2 i piromani, i residenti temono altri raid. Duplice delitto di Cison, sotto le unghie di Anna Maria Nicolasi, tracce del DNA di Sergio Papa, l'uomo in carcere con l'accusa di essere il killer dei coniugi di Rolle. Unità di crisi in regione e sciopero di 48 ore contro il piano chiusura del colosso FedEx TNT che coinvolge anche la Marca. 2 diciottenni trevigiani diventano genitori alle porte della maturità, la storia di Gabriele e Noemi. Siamo felici, dicono, e la scuola che frequentano festeggia con striscioni. Nel quartiere di Monigo la protesta dei residenti e genitori di piccoli alunni delle scuole elementari, la strada davanti all'edificio è troppo pericolosa. Continuano i disagi su Cima Grappa dopo le frane, le strade chiuse per manutenzione, a rischio le cerimonie legate alla fine della Grande Guerra, l'appello di Confartigianato, intervenga la Regione. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali con la svolta sulle indagini per quanto riguarda l'aggressione violenta che subirono un papà marocchino e la figlia tredicenne, nonché un vicino dei due a Vittorio Veneto. Ne parlammo, lo raccontammo proprio nei nostri telegiornali. La svolta è arrivata con le indagini della Digos che hanno denunciato 4 ultras del Treviso Calcio, fra questi anche una donna, e per quel brutale pestaggio del 25 aprile c'è anche l'ipotesi di reato di aggressione a sfondo razziale. Una roba incredibile, veramente sono animali, non sono gente queste qua. Dentro là, calci, pugni, tutto quanto. Non abbiamo fatto niente a loro, niente. Aggredito brutalmente mentre rientrava a casa dopo una passeggiata con la figlia tredicenne, picchiato a sangue assieme ad un vicino intervenuto per aiutarlo. Così il protagonista della brutta vicenda, un papà di 43 anni di origini marocchine, ci raccontava l'aggressione subita il pomeriggio del 25 aprile a Vittorio Veneto da parte di un gruppo di ultras del Treviso Calcio. Le indagini condotte dagli agenti della Digos della questura di Treviso hanno confermato la versione dei due, suffragata da diverse testimonianze, ed hanno portato all'identificazione di 4 ultra bianco-celesti, un 28enne ed un 46enne di Ponzano e 2 trevigiani, un 27enne e a sorpresa anche una donna di 40 anni. Un'aggressione senza motivo ai danni di papà e figlioletta che hanno avuto la sfortuna di imbattersi nel gruppo di tifosi mentre rientravano al pullman dopo il match Treviso-Pitergina. La motivazione iniziale è del tutto futile, ossia il fatto che la ragazzina e il padre indossavano 2 magliette sportive, in particolare il padre quella del Real Madrid. Questo è stato il pretesto. Tuttavia, dalla ricostruzione che abbiamo effettuato, l'atteggiamento dei tifosi ultras è cambiato radicalmente nel momento in cui si sono accorti che chi avevano di fronte non era di origini italiane ma di origini nordafricane, e lì è scattata l'aggressione. Violenza che poi è proseguita nell'androne del condominio dove la famiglia abita, quando un vicino di casa, udite le grida terrorizzate di padre e figlia, è sceso per aiutarli. Anche egli è stato malmenato dagli ultra che gli hanno fratturato il naso e provocato lesioni al volto. Sotto shock la piccola, che ha visto il papà insultato pesantemente, picchiato, e ha pure rischiato lei stessa di essere colpita da una fioriera scagliata contro il genitore. Stando a quanto ricostruito, le persone che comunque hanno aggredito questi 2 soggetti avrebbero usato nei loro confronti frasi a sfondo razziale. Quindi è stata anche contestata dalla Procura della Repubblica di Treviso l'aggravante prevista dall'articolo 604 ter del Codice Penale. Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti gli abiti indossati dai tifosi durante l'aggressione, ripresi dalle telecamere della Scientifica nel corso del match. Gli ultra sono stati denunciati per lesioni in concorso aggravate dall'odio razziale, minacce, danneggiamento e uno di loro anche per violenza privata. Ancora indagini della polizia, questa volta sugli incendi dolosi accaduti negli ultimi 20 giorni in città. Abbiamo raccontato già ieri di questi episodi che continuano in una zona particolare proprio della città. Potrebbero essere addirittura 2 i piromani in azione. Intanto il quartiere segnala atti intimidatori e teme nuovi raid. Tempo fa, circa un mese fa, sono cominciato ad arrivare vasi di vetro che si sono rotti
abbiamo un corridoio in cemento della casa e ha sparso i vetri per tutto il giardino. Vetri rotti apposta perché qualcuno si taglia o peggio qualche animale domestico si ferisca seriamente, mentre la normalità è il lancio di derrate a caso sulla testa di chi passa. E questa è la quotidianità di chi vive in vicolo Fratelli Bandiera a Treviso, dove l'altra notte qualcuno ha cercato di dare fuoco a un'auto parcheggiata. L'ultimo di una serie di episodi che vanno dalla motocicletta incendiata 20 giorni fa alle cassette delle lettere parzialmente bruciate sempre nella notte di martedì. Ma le azioni vandaliche verso i residenti pare che qui si stiano ripetendo da oltre un anno. Ci buttano in giardino ogni tanto di tutto, da frutta, verdura, mele, pere, uova. Ma è più di un anno che va avanti questa storia, ho già fatto 2 denunce, una alla questura per contro ignoti e una alla polizia giudiziaria, ed è passato adesso per lasciarmi il numero per chiamarle ogni volta che arriva, perché non è ogni tanto sta roba, ma è già da un anno fa. Indagine in corso da parte della questura per individuare i protagonisti degli incendi, affermazione al plurale perché gli autori sarebbero 2 ben conosciuti da chi qui ci vive da anni, ma chissà tace per paura di ritorsioni, anche se tutti qui sono convinti che il fuoco tornerà a divampare se i protagonisti non verranno inchiodati alle proprie responsabilità. Una zona difficile questa a ridosso del Put. Qui è il retro dell'ex sede della Croce Rossa, murata dopo essere stata occupata più volte dai clandestini. Zona poco illuminata dove ragazze e signore cercano di non passare la sera se non sono accompagnate. Voci di chi ci vive ma che non vuol comparire, perché diventare un bersaglio può essere davvero molto semplice. Abbiamo un leggero sospetto, ma il sospetto non è una prova. Comunque insomma c'è qualche problema di convivenza. Sì, di convivenza, anche con gli altri condomini dall'altra parte. Sono 2 o 3 signore che si lamentano come noi, che gli arrivano nel giardino. Il problema non è fin quando cioè diciamo, anche l'anno scorso, più di un anno fa, quando ho fatto la denuncia contro ignoti, ovviamente. Ma l'ho fatta per non si sa mai, perché oggi arriva una mela, una pera, un uovo, domani può arrivare una molotov. Dunque la sicurezza che resta in città in primo piano tra i temi da affrontare e non c'è solo la questione degli atti vandalici, lo sappiamo, anche la questione dei furti. Ora è da martedì che stiamo raccontando, vi stiamo chiedendo con il nostro sondaggio proprio incentrato su Treviso. Treviso, vi sentite sicuri? Come continua questo nostro sondaggio e si concluderà domani con il risultato finale, allora vi chiediamo se vi sentite sicuri, 0422 162 6691, se non vi sentite sicuri 0422 162 6690, la chiamata ovviamente è gratuita e faremo vedere nel corso del telegiornale le modalità per chiamare e, come dicevamo prima, concluderemo il nostro sondaggio di questa settimana sulla sicurezza proprio domani. Adesso il duplice delitto di Cison di Valmarino con tracce del DNA del presunto killer, dell'uomo accusato di essere il killer dei coniugi Nicolasi, tracce di DNA trovate sotto le unghie di una delle vittime. Una prova che pesa come un macigno. Il duplice delitto dei coniugi Nicolasi porterebbe la firma di Sergio Papa, il 36enne accusato fin da subito del massacro. Sotto le unghie di Anna Maria Iris avrebbero trovato il DNA dell'uomo. Non più quindi solo indizi, ma ora una prova che potrebbe essere determinante nel fascicolo giudiziario. Le vittime, che vivevano a Rolle, piccola frazione di Cison di Valmarino, furono massacrate a colpi di coltello. Prima Anna Maria, trucidata mentre stava andando a portare da mangiare agli animali, poi il marito Loris, arrivato in soccorso della moglie dopo averla sentita urlare. Era uscito di casa di corsa a torso nudo, trovandosi di fronte all'assassino. Tanti indizi che avevano portato a Sergio Papa, che più di una volta era stato visto proprio nella casa di Nicolasi. Il legale Alessandra Nava sulle prove sembra scettica. È stata rinvenuta e al momento abbiamo soltanto chiamiamola così, un accertamento che ha dato un primo riscontro sotto un'unica unghia nella parete interna dell'unghia, che non deriverebbe da una traccia ematica e che quindi bisogna anche capire da che cosa può essere stata portata. In un delitto come questo si sarebbero dovute trovare tracce ben più evidenti, dice, e poi aggiunge. Siamo assolutamente tranquilli in questo senso, proprio perché gli esiti ci sembrano davvero scarsi, rispetto, diciamo così, alla dinamica e all'insieme dei reperti che sono stati sequestrati e che a mio parere avrebbero dovuto
portare anche a degli ulteriori risultati. Invece non vi è nulla, vi è solo questo. Il magistrato, sulla scorta dei risultati del RIS, ha interrogato nuovamente in carcere Papa, che però si è avvalso della facoltà di non rispondere. Fra l'altro nella casa sono spariti anche una collana ed una fede. La procura ora contesta anche il furto. Non solo, ma dalla villetta da poco dissequestrata sono spariti anche un coltello ed una roncola, possibili armi del delitto. Allora parliamo di lavoro, parliamo dell'incontro in unità di crisi in regione, ma anche della rabbia dello sciopero dei lavoratori della FedEx TNT, un spettro licenziamenti che riguarda anche la Marca trevigiana. Dietro al piano di lacrime e sangue presentato dal management italiano della FedEx TNT non c'è una crisi, come sarebbe naturale immaginare, ma una procedura di riorganizzazione aziendale di licenziamento collettivo per 61 lavoratori, di cui 40 nel Veneto, e 115 trasferimenti per lo più verso Milano e Roma, che di fatto non sono che altri licenziamenti. La decisione è piombata come un fulmine a ciel sereno qualche settimana fa. C'è un problema sociale che riguarda anche questo territorio e questa regione per i licenziamenti della FedEx, ed è giusto, secondo noi doveroso, che la regione, come dire, ci ascolti. FedEx è un'azienda in salute. Il colosso multinazionale americano fino a 2 mesi fa elargiva $3.000 all'anno agli dipendenti per la formazione. In Italia dal 1 marzo, contestualmente al cambio del management, sono partite le procedure di licenziamento collettivo e del piano che prevede la chiusura di 24 sedi su 34. Siamo per cercare di salvaguardare i posti di lavoro e lottiamo per evitare che questo modello che vogliono impostare, che è di esternalizzare alle cooperative, ritorni ad essere il modello che FedEx ha, che è quindi l'internalizzazione con la dignità del lavoro, la dignità della professionalità. Intanto i lavoratori sono in sciopero, 48 ore di stop delle consegne per rispondere a un piano che in Veneto prevede la chiusura delle sedi di Treviso, Padova e Verona. Non ci arrendiamo, anche perché per noi il lavoro è la cosa prioritaria. Vediamo che le motivazioni date dalle aziende non possono essere sostenibili, perché comunque effettivamente una difficoltà non esiste, anche perché è un lavoro fatto negli anni con continue riorganizzazioni, ma alla fine paga sempre chi lavora. Le ragioni della crisi sono state spiegate, sono assurde, insomma, qui si vuole solo speculare sul lavoro, licenziare la gente e i lavoratori che sono qui da una vita, lavorano da moltissimi anni e per una ragione molto semplice: vogliono risparmiare e vogliono mettere in piedi un modello che è quello dello sfruttamento attraverso le cooperative. Giorno 7, appuntamento al Mise. Stamattina l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzana ha detto alle organizzazioni sindacali che la regione chiederà il ritiro della procedura di licenziamento collettivo e l'apertura di un confronto con i lavoratori circa un modello organizzativo aziendale sostenibile che garantisca un'occupazione stabile e tutelata. Spesso è proprio la questione occupazione, lo spettro di non trovare un lavoro a bloccare giovani coppie che vogliono fare un figlio. Questo però non ha fermato 2 ragazzi di 18 anni trevigiani, compagni di scuola e genitori, neogenitori, proprio a 18 anni. È festa al Duca degli Abruzzi di Treviso per la nascita del piccolo Michelangelo. Mamma e papà tra poco dovranno affrontare l'esame di maturità. Stanno entrambi molto bene, sono andato a trovarli poco fa. Michelangelo è nato alle 3:48 della scorsa notte, quindi non questa ma quella prima. È stato un parto naturale. Negli occhi e nella voce tutta la gioia di essere diventato papà, anche se ha solo 18 anni, Gabriele, come la sua Noemi, la giovanissima mamma passata dai libri di scuola alla sala parto. Un amore nato 1 anno e mezzo fa tra i banchi del Duca degli Abruzzi, liceo di Treviso che entrambi frequentano e che ora festeggia il nuovo arrivato con striscioni e fiocchi azzurri. Una storia seria con un progetto di formare una famiglia, quello di Gabriele e Noemi. Certo, non si aspettavano che arrivasse così presto, ma la vita riserva tante sorprese ed i 2 giovani hanno affrontato la gravidanza e ora la nascita del piccolo Michelangelo con grande responsabilità. Sono molto contento di essere diventato padre a 18 anni, perché è uno sprone per me, per dare tutto a me stesso e di impegnarmi in un progetto familiare che alla fine è il bene verso la vita, piuttosto che magari perdere tempo in stupidaggini. Anch'io ho fatto le mie ragazzate, le mie esperienze quando ero più giovane, ma sono contento di quello che ho fatto e non sento il peso di diventare genitore e quindi le responsabilità, anzi ne sono contento, e Noemi lo stesso.
Nessun rimpianto per il passaggio forzato all'età adulta, ma il grande entusiasmo di affrontare questa nuova meravigliosa avventura, anche se solo a 18 anni. Diciamo che è iniziare la vita con il botto, diciamo, perché abbiamo appena messo piede nella vita e già ci troviamo con un figlio. E devo dire che però questa è una grande opportunità. Gabriele Zanusso ce la sta mettendo tutta per affrontare le nuove responsabilità. Al mattino va a scuola, al pomeriggio lavora part-time in un negozio. Noemi Savarese, studentessa modello, vorrebbe frequentare l'università. Intanto, nell'immediato, c'è un'altra prova da affrontare, l'esame di maturità. Lui a giugno, lei nella sessione riservata di settembre. Una prova impegnativa, ma sicuramente meno difficile di quel mestiere che nessuno insegna, diventare genitori. E al Duca degli Abruzzi sono giorni di festa per la nascita del piccolo Michelangelo. La scuola, docenti e compagni sono stati vicini ai due ragazzi nella loro scelta di diventare genitori. Sentiamo le parole della dirigente scolastica Maria Antonia Piva. È una scuola dove paradossalmente ogni anno non ci facciamo mancare niente, notizie belle, notizie brutte, notizie difficili, come normale sia in una scuola di 1900 studenti. Io ho saputo quasi in tempo reale la nascita di Michelangelo, tra parentesi, ero tra i pochi ad avere l'anticipazione di quale sarebbe stato il nome, me l'avevano detto i due genitori molti mesi fa, però avevo promesso di fare silenzio. E poi sono stati i compagni di classe e gli amici, anche i ragazzi del consiglio istituto ad avvisarmi ieri. Insomma, Michelangelo aveva soltanto pochissime ore di vita e già un numero infinito di followers e di I like. Del resto il nome è davvero bello, bellissimo, e anche i compagni e le compagne di Noemi stanno organizzando i loro fiocchi, gli striscioni eccetera. Così, quindi è una scuola di tanti ragazzi, ma adesso è una scuola anche di tanti zii, di tante zie. Complimenti ragazzi, complimenti alla scuola. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio, in diretta la campagna elettorale di Treviso e anche il tema della disabilità, una città dove ci sono ancora troppe barriere architettoniche, quella di Treviso, dove talvolta gli interventi pare siano più pericolosi che risolutivi. Nel prossimo servizio la denuncia di Italia Nostra e le soluzioni da parte di uno dei candidati sindaco. L'ultima denuncia è arrivata via social dal presidente di Italia Nostra, Romeo Scarpa. Le pedane per i disabili del Palazzo Comunale di Piazza Rinaldi non sarebbero a norma e soprattutto non sarebbero sicure. Una segnalazione importante considerato il passaggio quotidiano di cittadini verso gli uffici comunali, ma anche lo spunto per focalizzare uno dei temi meno dibattuti durante questa campagna elettorale per il prossimo sindaco di Treviso. Città che non è certo per disabili. Troppe ancora le barriere architettoniche insormontabili per chi vive in carrozzina o ha difficoltà a muoversi con le proprie gambe. Qualcosa è stato fatto per agevolare i percorsi ai non vedenti, ma è davvero poco e soprattutto in centro, per una città talvolta impossibile, soprattutto nei quartieri. Ne è convinto Said Chaibi, candidato di Coalizione Civica per Treviso, che spiega così la scelta di denunciare le pedane su Facebook. Penso che sia un atto simbolico il post di Romeo Scarpa, perché ci dà la dimostrazione di come il palazzo centrale del governo della città poi non sia adeguato e non riesca a far accedere tutti i cittadini. Segno, secondo Chaibi, di una distanza tra l'attuale amministrazione e i cittadini. Noi vogliamo progettare una città per le persone più in difficoltà, gli ultimi, i disabili, le persone a rischio di marginalità sociale, perché progettando una città per queste persone è una città che possono utilizzare tutti. Fare una rampa adeguata o sistemare tutto ciò che riguarda le barriere architettoniche significa anche garantire meglio le persone anziane, garantire meglio i bambini, serve a questo, per cui io penso che abbiamo un grande compito all'interno di questa campagna elettorale tutti noi, che su questi temi non va solo fatto qualche dichiarazione, ma bisogna immediatamente fare una serie di atti. E rivolgendosi al sindaco Manilo conclude così la sua considerazione. Qualcuno sta ancora governando e per cui ha ancora qualche margine di manovra per poter cambiare quella pedana. E allora ci spostiamo nel quartiere di Monigo, dove ci segnalano la pericolosità di un tratto davanti alle scuole elementari. Siamo intervenuti, ci avete chiamati.
Via Sant'Elena Imperatrice nel quartiere Monigo a Treviso. La strada è stata da qualche tempo riasfaltata, ma l'intervento, ci dicono qui, non è stato completato, rendendo questo tratto poco sicuro, vista anche la presenza delle scuole elementari Vittorino da Feltre. Un mese che hanno fatto i lavori, questo è il risultato, che strisce pedonale, niente, rallentatori fermi là, chiodi lunghi così, cartello 50 all'ora, che dovrebbe essere i 30 perché se ne scuola. Non c'è neanche un dosso e qua ci sono i camion che passano, mettono i dossi in plastica. Cosa serve? A nulla. All'assenza delle strisce pedonali e dei rallentatori si aggiunge però poi il comportamento degli automobilisti che non sempre rispettano il limite di velocità, come evidenziano anche i genitori. Un limite di velocità 50 all'ora senza le strisce pedonali, perché sono state appena levate comunque, però è un pezzo che ci mancano. Sono soprattutto i genitori a chiedere che vengano ripristinati i rallentatori e ridisegnate le strisce pedonali. I bambini hanno diritto di essere tutelati. Allora, come sempre, lo dico d'antenna, se avete segnalazioni di questo tipo, disagi che volete portare all'attenzione dell'amministrazione comunale, di qualsiasi comune ovviamente, a redazione @antena3.it per scrivere una mail specificando anche il numero di telefono. 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, oppure 351 175 5340 per SMS e WhatsApp. E adesso la situazione della viabilità sul Grappa, abbiamo già denunciato una settimana fa, una cima Grappa di fatto isolata, e la denuncia adesso arriva dal presidente di Confartigianato di Asolo e Montebelluna, perché c'è un isolamento che mette a rischio le cerimonie in ricordo della Grande Guerra. È cronaca di una morte annunciata. Il problema della strada del Grappa era già stato sottoposto da parte dell'IPA alle amministrazioni comunali, e queste coscienti ne si erano già fatte carico e avevano cercato di dare l'appoggio al comune di Borso, perché non può essere l'unico e lasciato solo a gestire questo problema. Cima Grappa è di fatto isolata. La denuncia arriva dal presidente degli artigiani dell'Asolano e del Montebellunese. Oltre alla via da Semonzo, chiusa da una frana, c'è quella di Crespano, bloccata da opere di manutenzione. Poi ci sono i massi dai tunnel del Pian della Bala che impediscono il passaggio per chi sale da Pederobba, con il risultato che al Sacrario di Cima Grappa ci si arriva solo da Romano Dezzellino. E se adesso è chiusa quella di Borso, si può salire solo a quelle. Se succede qualcosa anche in quella di Borso, di Romano, non si può più salire da nessuna parte, quindi ci sono tutta una serie di aspetti di sicurezza per l'accesso al Monte Grappa che vanno tenuti in considerazione. E a tal proposito da giorni arrivano segnalazioni di transenne spostate, probabilmente da chi in Cima Grappa ci vive, nelle malghe già attive per gli alpeggi, o ci lavora nella lavorazione del latte o della ristorazione turistica. Insomma, un problema grave per una cima che non può essere dimenticata, meno che mai nell'anno delle celebrazioni per il secolo dalla fine della Grande Guerra. La zona del Monte Grappa e dell'Asolano è la seconda realtà turistica della provincia di Treviso dopo Treviso città. Se vogliamo avere i turisti dobbiamo anche dare le risorse. Lo Stato nazionale con l'Unione Caduti ha finanziato l'intervento del Cima Grappa sul Sacrario, intervento più che giusto, però dobbiamo creare anche l'infrastruttura, le strade per poter accedere a quella struttura. L'appello è alla Regione, considerando che la competenza è della provincia di Treviso, al momento completamente svuotata delle risorse dopo le decisioni romane. Interventi che non possono attendere troppo, considerando ad esempio che già si annuncia una grande affluenza per la cerimonia prevista il prossimo 21 giugno. Il 21 giugno, data della battaglia del solstizio, facciamo su Cima Grappa un evento organizzato come provincia che coinvolge tutti i comuni con i propri confaloni, tutte le sezioni degli alpini e le 4 sezionali che dopo la Dunata di Treviso per la prima volta ritornano a collaborare. E poi c'è anche una chicca, ci sarà la presenza del coro dei cori, che è quella somma della selezione dei migliori cori di tutta la provincia alpina. Come si farà ad arrivare dalla provincia di Treviso, visto che sono tutte le strade bloccate? L'unica strada percorribile è la strada Cadorna da Bassano. Beh, allora il 21 giugno non è domani, insomma è un po' più lontano, credo che per quel momento insomma potremmo aver trovato delle soluzioni anche alla viabilità. Avete intervista proprio in questo servizio le immagini dell'inaugurazione di oggi nella sede istituzionale dell'ISRA di Treviso della mostra dedicata alla Grande Guerra nelle illustrazioni della Domenica del Corriere. Le immagini sono frutto
della collezione di Alberto Ferrari, uno dei grafici che hanno costruito l'immagine della Sanremo, un appassionato che ha raccolto tutti gli originali della Domenica del Corriere dal 1915 al 1918. Le pagine più significative sono state ingrandite e ristampate in un itinerario espositivo di grande impatto, taglio del nastro alla presenza del presidente Caldato, oltre alle altre autorità del territorio, per una mostra che sarà aperta al pubblico e itinerante nelle 4 sedi delle case di riposo cittadine. Chiusura della mostra il prossimo 4 novembre, coincidente ovviamente con la data dell'armistizio e la fine della Grande Guerra. Siamo in chiusura, io vi ricordo questa sera, fra pochissimo, 20:10, parliamo come sempre, come in questi giorni, delle elezioni comunali di Treviso. Si avvicina ormai l'appuntamento del 10 giugno, questa sera ospite di 20:10, uno dei sfidanti alla corsa a Cassugano 2018, cioè Carla Condurso, candidata a sindaco per il Popolo della Famiglia. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati al meteo. Il mese di giugno inizierà all'insegna del bel tempo sul Triveneto. Vediamo la previsione nel dettaglio. Sul Veneto sarà una bellissima giornata di sole, il cielo infatti sarà sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori. Qualche addensamento al pomeriggio anche con isolati temporali sul Bellunese, sempre soleggiato invece altrove. Le temperature minime saranno comprese tra 17 e 19 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 25 e 29 gradi circa. Situazione del tutto simile sul Friuli Venezia Giulia, dove a prevalere sarà il bel tempo, asciutto e stabile ovunque. Nelle ore pomeridiane non si escludono deboli piovaschi sui monti, ma migliorerà presto col passare delle ore. Le temperature minime saranno comprese tra 18 e 20 gradi, le massime invece oscilleranno tra i 26 e i 28 gradi circa. Non cambia di molto la previsione sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà bel tempo ovunque al mattino, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Dal pomeriggio però peggiorerà sui settori alpini di confine con qualche temporale a carattere sparso. Temperature minime tra 15 e 16 gradi, valori massimi compresi invece tra 27 e 30 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.